calciatori del Commendore veneziano, dopo il grandissimo podio di Montreal, siamo a Baku, siamo noni, l'obiettivo da settimo va bene lo stesso. Stiamo sviluppando il flap alla secondaria, la scuderia c'è, addirittura Perez quarto. È previsto un nuvoloso per la gara dell'Azerbaijan a Baku, speriamo bene. Andiamo raga. Si inizia lo spettacolo, ho volutamente lasciato i pezzi vecchi per questa gara perché sinceramente li voglio usare per le gare più favorevoli per il Cume. Questa è una gara a rischio, partiamo dietro, non gioco da tanto, gara cittadina. Grande salvo, cazzo che culo. Cazzo devo tenere adesso. C'è Grosjean sesto, incredibile, mi rallenterà il Grosji. Devo superare assolutamente il Grosji. L'obiettivo è fare punti, però la macchina è molto usurata. Ho voluto fare sto rischio, vediamo se mi va bene. Guarda che casino. Basta superare il Grosji. Non ce la faccio. Grande Cume. Sorpasso perfetto, vedete la macchina come è presa. Sì, in realtà non so se sia stata la scelta giusta, però boh, mi sono sentito di fare così. Forse ho poche fiducia in me stesso, non lo so. Ricordo sempre difficoltà 90 su 110. Force India, finché non vinco il mondiale rimaniamo qua. Mamma mia. Speriamo bene, cazzo. Non mi sembravano così usurati, però cazchio. Dai, il primo giro è andato, ne mancano solo 25. Raga, brutto errore del Cume. Il motore non ce la fa già più, non so cosa mi sono pensato. Però sono sincero, non avevo letto le percentuali così. Dio Cristo. L'euforia del podio ha portato a sta stronzata. Bene Cume, bravo. Attenzione, il Cume non molla. Attenzione, partono pezzi un po' miei, un po' di Verstappen, ma con Verstappen è così. Sta gara non la finisco comunque. Sta gara ho paura che sarà impossibile da finire. Sento la macchina che proprio non c'è. Anche l'ingegnere metto che il motore è andato, ma... Boh. Vediamo fin dove arrivo. I bagordi del podio hanno portato il Cume a far cappelle. Ma avevo letto 40-50%, Dio Cristo, no 70, Dio santo, Il motore deve reggere tanti giri, sarà durissima. Però vabbè, pazienza. In qualche modo faremo. Quanto Verstappen va piano, questa è l'unica bella notizia. Solo un miracolo mi può far finire sta gara comunque. Quanto Verstappen a te box. Strategia un po' così, forse ha avuto problemi meccanici o il piccolo contatto in curva 1 con me, ma non ho visto grandi danni sinceramente. Ah, che errore che ho fatto però. Per me i primi 4 sono in fuga, Perez, bravo Perez. Abbiamo Chiat dietro. Ok, il distacco è 14,5 secondi. Io provo a fare il possibile raga, ma sarà veramente dura. La macchina è proprio lenta.
ha problemi, ripeto, ho fatto apposta a tenere i pezzi insomma vecchi, però non pensavo ridotti così, ho lavorato in velocità, ho festeggiato troppo il podio di Montreal, vabbè. Ho bisogno della safety car per 20 giri. Lo so, lo so, lo so. Che rompi palle. Ma avevo Ricciardo vicino. Faccio troppa fatica, raga. Sento dopo la macchina in condizioni pietose. Qualcuno è andato ai box. Ho uno svantaggio da Perez già incolmabile purtroppo. Vabbè, ho fatto la cagata dopo il podio, però ci sta, dai. Ricciardo presto farà il sorpasso, purtroppo, lo so. Vabbè. Previsioni del tempo. Il radar mostra sereno, le condizioni meteorologiche per adesso sono buone. Va bene. Ormai Ricciardo c'è. Vediamo se va ai box. Meno male, dai, almeno non la pressione di Ricciardo. Il distacco dalla vettura che ti precede è 27,4 secondi. Box in questo giro. È il momento buono per il pit stop. Sì, vado adesso. Alla fine di questo giro. Vado adesso e vaffanculo. Che magari c'è traffico, a sto punto la rischio. Vediamo se mi va bene l'anticipo. Ci voleva una safety car, cazzo. Tra circa 15, tra 30 secondi. Ah, brutto, presa malissimo. Sì, lo so. Tanto ormai il motore è andato, quindi. Andiamo subito ai pit. Mamma mia che rischio. L'anticipo perché non voglio dopo perdere troppo. A qualche punto lo voglio fare, cazzo. Andiamo ai box. Ok. Vai Cube, veloci ragazzi. Bravi. Bravi, dai, però, dai. Massa va con le medie addirittura. Ma spero di riuscire a finire a sto punto. Abbiamo effettuato tutte le soste a disposizione, quella era l'ultima. Speriamo, Beppe, speriamo. Siamo 15esimi adesso. Occhio. Abbiamo davanti Pascal Verlaine.
Serve bagar però, senza bagar sarà dura. Senza bagar sarà molto dura oggi. Scusate, sono concentrato, però devo cercare di fare il giro più possibile decente, anche se sto andando proprio male sia come prestazioni che come macchina, che insomma si vede che ho il motore mezzo andato, però pazienza, è andata così. Perché Verlaine è più lento di me, però nessuno va ai box fieri. Il Come forse l'ha stracciata, anticipato troppo, forse, speriamo di no. Dai che c'è il DRS, questo lo possiamo superare, almeno Pascal si può superare. Anche se la macchina è distrutta ormai. Buono, Verlaine è in difficoltà, eh. Mamma mia, i componenti sono veramente andati. Vanno bene solo per le familiarizzazioni di circuito ormai. Ok, il distacco è 5,2 secondi. Perez ai box, non guadagni una posizione. Ragazzi, safety car, ritirato Palmer penso, e non ho ancora visto l'altro però. Incidente da qualche parte, Palmer e Stroll. Ok, safety car. E adesso io potrei fare anche il rischio massimo. No, però le gomme ci sono. Questo è un bel... Mamma mia. Guardate il motore come è preso. Stiamo notando una perdita di potenza dal turbocompressore. Perdita di potenza del Box in questo giro, io ci provo. D'accordo, rientri ai box alla fine di questo giro. È un rischio grandissimo, però devo superare il motore, se no non ce la faccio, dopo siamo tutti attaccati e mi superano per forza, cioè almeno la provo così, chi se ne fotte. Il Come ci prova. Ok, lo stato del motore sta peggiorando, ti avviso. Lo so, lo so, Dio Cristo, lo so. Ok, ragazzi, siamo pronti a riprendere la lotta. Vai Fiori! Con il motore distrutto. Abbiamo le gomme migliori ma il motore è finito. L'ho rischiata, vediamo che succede. Siamo già 13esimi. Nessuno ha probabilmente le super soft. Vediamo se riesco a fare It's Miracle. La vedo dura però, il motore è troppo preso male ormai. Me la so mangiata io la gara. Forse era meglio tenere, magari in una gara così che è difficile sorpassare, potevo tentarla, però ma non lo so sinceramente, non lo so. Dopo il podio, gara molto difficile.
Non lo prendo, i punti non ce la faccio. Ho paura che sarà veramente un'impresa disperata. Lo pensate, con le gomme così comunque non riesco, non li tenevo comunque, non li tenevo. C'è poco da fare. Non cambiava niente. I ritellino mi superavano tutti. Devo sperare in un incidente davanti per andare in zona punti. Cosa difficile a 5 giri dalla fine. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 6,7 secondi. Dai, vogliamo la bagarre davanti. Ok, via libera. È successo qualcosa, un altro ritiro ma purtroppo dietro. Alcune informazioni Van Dorn. su Van Dorn. Il problema è così grave da costringerlo al ritiro. No, mamma, basta. È andata. All'anteriore. Il danno non sembra grave, ma cerca di non peggiorare la situazione. Sto provando in tutti i modi a recuperare e ha fatto l'errore anche. Mamma mia, che gara difficile. Vacci piano, l'auto non può sopportare. L'auto ormai non è più un'auto, è un camion, poveretto. Dai, Kume, provaci almeno. Non poteva ritirarsi una davanti, no? Titta Mocari. Nessuno va ai box, chiaramente. Vabbè. Non ce la faccio proprio. DRS consentito, ripeto, DRS consentito. Ho provato un'impresa abbastanza disperata, ma l'errore è stato all'inizio di portare una macchina praticamente già distrutta al via. Sì, le avrei straperse le posizioni comunque, questo è poco ma sicuro. Con una macchina a posto a livello di motore li avevo già superati sti qua. Basta, ciao. Ah. L'anteriore ridotta male, hai perso molta deportanza. Torna ai box per la sostituzione. È andata. E non la tengo neanche a quella qua. Ciao. Un ritiro dopo il podio, non ci voleva proprio. Ho provato a spingere, ho fallito. E vabbè, è andata così, raga. Un saluto dal comandone veneziano, andiamo a vedere le classifiche. Ecco i piloti che escono a prendere Vaffanculo. e ora vediamo come questi risultati si riflettono sulla classifica. Sesto nella piloti. Il primo in classifica frena la sua Quarto fuga. nella costruttori, raga. Un saluto dal comandone veneziano. Ciao!